Si è conclusa la 3 giorni di votazioni dell'Ordine degli Infermieri. Per lei è una riconferma, un nuovo successo. Come si sono svolte? Allora, le elezioni si sono svolte in terza convocazione nelle giornate del 18, 19 e 20 di settembre, quindi abbiamo finito ieri. Questa mattina, già a cura del componente più anziano dei 3 organismi, sono stati convocati gli eletti per la distribuzione delle cariche. Con piacere posso dire di continuare a rappresentare l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento. Le cariche sono state tutte riconfermate per acclamazione e il nuovo organismo invece vede come presidente sempre per acclamazione Giacinto Lo Piccolo, come vicepresidente per acclamazione Bella Calogero e come segretario per acclamazione Antonino Mangiapane. Il sottoscritto Salvatore Occhipinti come presidente dell'Ordine degli Infermieri, sempre per acclamazione, come vicepresidente Salvatore Mentoaperto, tesoriere Sansone Lorenzo e segretario Pantalena Salvatore, e tutti e 3 sempre per acclamazione. Questo ci inorgoglisce perché comunque noi è una riconferma per le modalità con cui sono avvenute queste elezioni, ci fa capire che comunque abbiamo operato bene. Il futuro è pieno di obiettivi nuovi, tutti improntati alla crescita professionale. Ecco, possiamo parlare di obiettivi raggiunti e anche di prospettive future. Allora, abbiamo raggiunto diversi obiettivi, uno tra quelli è la formazione. Abbiamo puntato tantissimo negli scorsi anni sulla formazione degli infermieri e infatti abbiamo fatto una formazione di qualità fatta con docenti illustri a livello nazionale, e il futuro ci impegnerà in primis per l'acquisto di una sede ormai necessaria visto i tempi dell'emergenza sanitaria, e considerato anche il fatto che adesso i componenti dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Agrigento è abbastanza numeroso. Infatti i componenti dei 3 organismi sono in totale 28, compreso il presidente dei revisori, che sarà individuato a breve. Riguardo al momento storico che ha appena citato, dunque la pandemia e il coronavirus, il vostro ordine come lo ha vissuto e come si ha delle soluzioni, delle idee, dei suggerimenti magari da portare avanti per il futuro? Allora, azzardare delle soluzioni, delle idee è veramente eccessivo, perché soluzioni non ce l'hanno neanche i luminari, non è che si viaggia a vista. Avete delle richieste magari? Però delle richieste ce l'abbiamo, e quello che sono l'istituzione dell'infermiere di famiglia, che già legge, quindi questo deve essere e sarà uno degli obiettivi che ci prefissiamo di raggiungere, l'infermiere di famiglia e di comunità, perché comunque la società ne ha bisogno, perché sarebbe l'infermiere che è di collegamento tra ospedale e territorio. Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria possiamo vedere la nostra idea, che chiunque dei colleghi che è venuto a votare, abbastanza numerosi, hanno potuto vedere come abbiamo gestito questa elezione. Avevamo personale di sicurezza che obbligava a sanificazione delle mani e all'indossare la mascherina, che abbiamo comunque noi una mascherina, davamo una mascherina con il logo, e poi avevamo personale che controllava la temperatura a tutti i colleghi che venivano a votare, e personale delle pulizie che sanificavano le cabine elettorali e le matite soprattutto dopo ogni voto. Questo è importante specificarlo: dopo ogni voto. Quindi ci siamo superati in questo, ne sono orgoglioso di aver applicato questa metodica, perché comunque il virus sappiamo che c'è e dobbiamo stare attenti. E abbiamo deciso comunque di accelerare le giornate elettorali, quindi di farle il prima possibile, proprio perché l'emergenza sanitaria incombeva, per cui era necessario arrivare alle elezioni il prima possibile.